Adesso abbiamo un ospite qui a Sogni d'Oro, però prima vi do degli indizi, alcuni indizi per capire chi è l'ospite. È veramente un grande, ma non guarda mai gli altri dall'alto in basso, chissà perché poi. Secondo indizio, il suo nome ricorda il cielo, ma lui è blu come il mare. Chissà. Terzo indizio, naviga da sempre e sa superare ogni tempesta, ma proprio tutte, Chi potrà essere? Quarto indizio, ha avuto la fortuna, pensate questo, ha avuto la fortuna di navigare con Luna Rossa, quella di America's Cup. Oh, wow. Ultimo indizio, è un campione, sì, è un campione, però dedica la sua vita a far diventare campioni anche gli altri e soprattutto i ragazzi. Io non ho ancora capito. Io neanche. E poi sapete come fa? Quando lui ha un sogno, lui lo realizza, perché vede nelle cose quello che è veramente prezioso. Guardiamoci questo video, dai. Video. Oggi può essere un gran giorno che ti sorriderà. Credi nei tuoi sogni e il mondo splenderà. E gli occhi, chiudi gli occhi e sogna quello che ti va. Quando apri gli occhi un gran sole ci sarà. Ti senti libero? Perfetto. Il cuore elettrico, l'animo fantastico. Oggi può essere un gran giorno che ti sorriderà. Se credi nei tuoi sogni e il mondo splenderà. Per gli occhi, chiudi gli occhi e sogna quello che ti va. Quando apri gli occhi un gran sole ci sarà. Guarda le tue mani, hanno grandi desideri, credici nei sogni, al ritmo del tuo cuore. Oggi può essere un gran giorno che ti sorriderà. Oggi può essere un gran giorno che darti un'opportunità. Perfetto! Allora, abbiamo qui con noi a Sogni d'Oro ed è con immenso piacere che vi presento Andrea Stella! Un applauso! Andrea! Allora Andrea, io so che tu, come abbiamo visto nel filmato, sai navigare, insomma. Microfono, hai ragione. Manca il microfono. Vai. Le pacchettine come al solito. Lo do io ad Andrea Stella, glielo do io il microfono. Grazie. Prego. Allora abbiamo visto che sai navigare, giusto? E prima si parlava di tempeste. Io so che nel 2002 hai incontrato una grossa tempesta. Ci vuoi raccontare come l'hai superata? Sì, ciao a tutti, intanto. Ciao. Allora, io 8 anni fa mi sono laureato, non ero su una carrozzina, ero in piedi, ero una persona cosiddetta normale e sono andato in vacanza negli Stati Uniti, in Florida, a Fort Lauderdale, e una sera tornavo all'auto che avevo preso in affitto, ho trovato 3 persone che stavano rubando quest'auto, avevano il volto mascherato, io non ho detto niente, ma una di queste, invece che chiedermi le chiavi dell'auto, mi ha sparato. E per questo io prima stavo morendo,
Poi per fortuna sono rimasto vivo, ma una delle pallottole ha colpito la colonna vertebrale e quindi mi hanno detto che non avrei più potuto camminare. È stato un momento molto difficile, una vera tempesta, e all'inizio io non volevo, rifiutavo tante cose, ero molto triste, ero molto disperato. Poi sono riuscito piano piano a riprendermi, a ricominciare a fare le cose che mi piaceva fare prima, e avevo la fortuna di avere un papà con delle possibilità economiche e con tanta voglia di fare, e con mio papà abbiamo costruito questa barca, questo catamarano che mi ha aiutato a recuperare. Ma prima di parlare di questa barca credo che sia giusto dire che da soli è molto difficile rialzarsi e si ha sempre bisogno di qualcuno. Ah, ma quindi tu dici che per rialzarsi c'è bisogno di qualcuno che ci faccia sentire preziosi. Quindi per te, chi è stato per te? Ecco, dopo l'incidente la mia ragazza, che si chiama Lara, mi ha molto aiutato, mi ha fatto capire che la vita poteva andare avanti. Mio papà si è ingegnato e mi raccontava di quante cose avrei comunque potuto continuare a fare, mi raccontava degli sport che avrei potuto continuare. Tra questi sport c'era la barca a vela. Io all'inizio non ci credevo, mi sembrava una cosa impossibile, ma poi grazie a tanto impegno e a un certo sforzo siamo riusciti a costruire questa barca. Mia mamma ha dimostrato tutto il suo amore, e altre persone veramente importanti sono stati gli amici, perché ricordatevi che gli amici non sono tanti quelli che contano, si contano nelle dita di una mano, però sono molto importanti. Ecco, tutte queste persone sono state per me molto preziose, e io all'inizio ero prezioso per loro, però all'inizio non me ne rendevo neanche conto. Questo l'ho capito dopo. Quindi a volte si è preziosi senza saperlo, e a volte le persone preziose non ci appaiono subito, ci sembrano distanti, ci sembrano alte, invece ce le abbiamo intorno, ci sono vicine. Ho capito. Allora, impegnarsi vuol dire fare fatica, no? Quindi tu adesso, in questo preciso momento, quali sono, dove sono puntate le tue fatiche? Le mie fatiche sono puntate a fare delle cose per le altre persone. Questa barca non è solo la barca delle mie vacanze, ma è una barca che fa delle cose. Cosa fa? Fa una scuola a vela dove 700 persone all'anno gratuitamente, disabili e accompagnatori, vivono una giornata di mare. Questa barca porta avanti un messaggio: che se si possono abbattere le barriere architettoniche su una barca, e significa permettere a una persona sulla sedia a rotelle di poter addirittura guidare la barca, condurla. Con questa barca io sono tornato con altri ragazzi e con dei campioni della vela, sono tornato a Miami, sono tornato dove mi avevano sparato, ho attraversato l'oceano 4 anni fa, ma è stato più semplice attraversare l'oceano con la barca che Milano o Roma con l'autobus. Quindi se si può fare una barca accessibile per la sedia a rotelle, si può fare una città che è accessibile. Voi dovete pensare che tante persone disabili oggi non si muovono, e quindi voi non le vedete perché è difficile muoversi, perché ci sono queste barriere architettoniche. Allora noi andiamo nelle università dove si progettano le città per spiegare come si possono progettare delle città che vanno meglio per il disabile, per una mamma che ha un passeggino, oppure per una persona anziana, ma anche per un bambino che corre. Ecco, questo è quello che io faccio ogni giorno. E poi abbiamo tanti progetti che portiamo avanti con questa associazione che si chiama Lo Spirito di Stella. Trovate anche delle informazioni in un sito in internet che è www.lospiritodistella.it, ma sono dei progetti che vogliono favorire l'integrazione di tutti, perché io credo che tutti siano persone preziose. Io ho imparato tanto da questo incidente e quindi credo che anche gli altri possano imparare qualcosa. Beh, credo a questo punto ci va un applauso, no? Dai, dai.